Buongiorno a tutti amici. Direzione Pisa, facciamo i servizi qua, un'oretta di camper e ci parcheggiamo in un'altra area sosta a Pisa, la visitiamo, poi Livorno, Olbia, si torna in Sardegna. Grigie fatte, cassetta idem, si parte. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno a Dado e anche a Rita. Siamo pronti? Chiuso tutto? Chiuso tutto. Là, lì c'è ancora uno sportello aperto, devi togliere il cavetto bianco prima di chiuderlo. Devo anche la TV. In questa regione, in Toscana, ci sono un sacco di belle cose da vedere, ovviamente ne stiamo lasciando il 95%. Ad esempio a mezz'ora da qui c'è San Gimignano che è meravigliosa. Però ragazzi, torneremo e avremo qualcosa da visitare anche la prossima volta. È sempre la scusa per poter tornare nei posti che visitiamo. Lasciare qualcosa è sempre un bene alla fine. Adesso vogliamo tornare in Sardegna per sbrigare diverse cose, abbiamo documenti e cose da fare. Oggi ragazzi ci sono 21 gradi, bellissimo, c'è un fresco e cielo coperto, nuvoloso. Ieri abbiamo visto dei casali in vendita, queste agenzie immobiliari pazzeschi qua in Toscana, sono bellissimi, con piscina. Casali vabbè da 1 milione di euro, ma anche da forse 300-400 mila, 250, ma belli in queste colline toscane, con vigneti, con ulivetti, sì, troppo belli, troppo belli. E qua adesso in questa strada che stiamo percorrendo ne stiamo vedendo tantissimi, magari stiamo vedendo anche di quelli che abbiamo visto ieri in vendita. Sì, è pieno in queste colline. Ci siamo Rita? Abbiamo preso tutto? Sto pensando, c'è qualcosa che mi sfugge. Porta via questa. Sì. Tieni. Abbiamo caricato un po' di acqua ieri, convinti che fosse potabile, ma non lo è, quindi la buttiamo dentro il nostro serbatoio. E dopo la spesa Rita adesso sistema tutto e io e Dado andiamo a fare una lavatrice, che non ho più neanche mutande ragazzi. Ci siamo comprati un paio di buoni vini anche oggi, un barbaresco di qualità, un Chianti in riserva, Cannona di Sardegna, eccetera eccetera. Rita, sistema tutto, prepari il pranzo e noi facciamo una lavatrice. Va benissimo. Ma cosa faccio? Mischio tutto? Colorato e bianco a 40 gradi tutto insieme in una lavatrice enorme? Sì, si può fare anche così. Servono soldi in contanti. Il borsellino. Va bene, mettiamo anche il bidone a posto. La lavanderia è qui, bellissima. Non era una nostra follower, ma lo diventerà. Lo sono già diventata. Lo è già diventata perché l'abbiamo obbligata a iscriversi. No, non è vero, si è iscritta volentieri perché ci stiamo facendo due bellissime chiacchierate da un'ora mentre facciamo le lavatrici. Ricordaci il tuo nome, ricordaci che camperai e da quanto viaggiate. Mi chiamo Elena, è da 14-13 anni che abbiamo il camper, adesso abbiamo un motorhome. Il sogno della nostra vita, anzi di mio marito. Ciao Claudio! Ci fanno barba e capelli a viaggi, 14 anni hanno il camper, se la godono anche loro, quando si può. Quando si può, rientrati adesso e ora facciamo le lavatrici e si riparte. Grazie, è stato un piacere conoscerti. Tutto mio. Ciao, alla prossima. Ciao! Nel frattempo che noi abbiamo fatto le lavatrici, Rita ha preparato delle linguine con salsiccia E gorgonzola. Mamma mia Rita, mamma mia. Sediamoci, è tardissimo, sì. È durato molto il discorso delle lavatrici, sono le 2:10. Sediamoci. Buon pranzo a tutti amici, ci vediamo dopo. Adesso mi lavo le mani e pranziamo. A dopo. Ragazzi, buonasera.
E buonasera anche a Rita. Buonasera. Alla fine abbiamo deciso di non spostarci perché abbiamo fatto le lavatrici, perché in questi giorni ci siamo spostati sempre, abbiamo visitato tanti borghi, abbiamo fatto tanti chilometri e quindi ogni tanto è necessario fermarsi un attimo. e quindi oggi di pomeriggio non ci siamo Relax. mossi. Rita ha preparato già parte della cena, io ho lavorato anche diverse ore al computer, sono le 8:20, adesso ceniamo. Eh sì. Oggi Dado hamburger arrosto. Buonissimo. Buonissimi, sì, questi poi sono hamburger Biscottone. di scottone, quindi ancora Io li adoro. migliori. Non avevo. Poi melanzane grigliate, poi condite con pomodorini, guardate che spettacolo. Vabbè ragazzi, ci vediamo domani mattina per andare a Pisa, perché a Dado voglio fargli vedere la torre di Pisa, Certo. che ti manca, E va io bene? voglio vederla. Certo, ci vediamo domani. Ci vediamo Domani. per un fantastico video. E ciao a tutti amici, oggi relax di sera, bellissimo, adesso ci guardiamo qualcosa in TV. Ci vediamo domani, buonanotte a tutti. Ragazzi, buongiorno, ci troviamo in compagnia di Massimo, ci sta spiegando come arrivare al centro di Pisa, come vedere la torre di Pisa, e mura, questo del Vasari cos'era? Era il palazzo della scuola della normale, fatto affrescato da fuori dal Vasari, c'è la scalinata e la fontana. Poi prosegui verso il centro, in piazza Garibaldi c'è la famosa bottega del gelato, dove fa dei buonissimi gelati, però come si dice Rita qui, non ne potrà fare a qui- meno. no, Eh. si dice qui da noi che il gelato si compra ai bimbi e quindi voi siete autorizzati a comprare un gelato Al bimbo. al bimbo e basta. Che ormai c'ha 13 anni anche E vabbè, sempre un bimbo. Comunque beh. accanto poi c'è quello che fa i bomboloni. Al limite vai a prendere, ecco. vai a prendere i bomboloni. Comunque, Grazie, insomma, grazie, lì Massimo, la piazza grazie. è da chilo, nel senso che quando uscite siete ingrassati di 1 chilo. Poi attraversi l'anno e giri alla tua Ci destra. vediamo dopo a passeggio, grazie mille. Vabbè. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Siamo già a Pisa, abbiamo fatto 40 minuti di camper dal parcheggio dove abbiamo fatto le lavatrici e siamo in un'area sosta a 18 euro 24 ore, perfetta, e infatti è piena di camper. Meravigliosa, sì. Abbiamo conosciuto Massimo che la gestisce, è un'associazione camperisti e hanno aperto questa area sosta. Ci ha dato tutte le indicazioni, adesso andiamo a visitare Simpatici e Pisa. gentilissimi. Adesso andiamo a visitare Pisa. Sì, sì, è vero. Vamos. Ci ha consigliato di percorrere l'acquedotto, a un certo punto si sale sopra le mura per 5 euro a testa, 5 io e 5 Rita Dado gratis. E noi seguiamo i consigli. Rita, Sì. ci ha consigliato, tu non c'eri? Sì. Non so cosa stavi dicendo. E quindi sì, vabbè. Ci ha consigliato di percorrere l'acquedotto, a un certo punto si sale sopra le mura. Ah, addirittura. Sì, Che bello. si scende, praticamente si percorrono tutte le mura e si scende dove c'è la torre di Pisa. Ah, bellissimo. Dai, facciamo. Prima fontana a Pisa va recensita, subito Dado, apri e dimmi, Segnalazione guasti c'è scritto qua. apri, Vabbè. non ce n'è, sì, Sì, ce n'è. C'è l'acqua. attenzione, morto. È buona. Come tutte le altre fontane. Quelle semplici, Sì, sì. perché poi ne hai recensito anche invece di qualità. Certo, non è una fontana di qualità, ma è una fontana comune come tutte le altre. Accessibile per tutti i comuni mortali, Certo, diciamo. se avete sete potete comunemente venire a Pisa. Adesso per 5 euro a testa, come ci ha detto Massimo prima, dovremo poter salire sulle mura. Dado gratis. Vediamo dov'è l'ingresso. Mura che risalgono all'epoca medievale, XII e XIII secolo. Sono tra le mura urbane meglio conservate d'Italia. Il percorso dura 3 km, è interamente percorribile sia a piedi come stiamo facendo noi, ma anche in bicicletta.
la torre di Pisa, da dove? Dove? C'è che è storta. Dove? No, non la vedo! Sono troppo basso, sono più basso dei muretti. Che figata. Ma non la vedo! Guardala. Non c'è! Davanti a noi la torre di Pisa è vista da qua, da queste mura, in lontananza. Mamma mia, rispetto agli altri palazzi è veramente storta. Ma tanto, noi eravamo stati qui tanti anni fa con Rita. Forse eravamo proprio, ci conoscevamo proprio da qualche anno. Avevamo fatto un bel viaggio nel nord Italia e anche qua. Era stato bello e ritornarci adesso è fantastico, ve la faccio vedere. Inclinazione dovuta a un cedimento del terreno, perché è stata costruita su un terreno molto soffice e instabile, e questo ha causato un'inclinazione progressiva nel corso dei secoli. Per fortuna negli ultimi anni sono stati fatti dei lavori di consolidamento e la torre è stata stabilizzata. A un certo punto sopra le mura chi incontriamo? Massimiliano. Massimiliano. Oh, Da Roma. il secondo Massimiliano, uno però di Pisa e uno da Roma, tutti e due follower. E ci facciamo anche una foto insieme, ma Certamente. va bene. Inquadriamo anche la signora. No, la signora no. Non vuole. Dopo aver incontrato e conosciuto Massimiliano e la sua famiglia, adesso dobbiamo ripercorrere un pezzo delle mura per poter scendere, perché alla fine non c'è un'uscita, quindi si torna un pezzettino indietro. Comunque è bellissimo vedere la cattedrale, la torre da qua sopra. Queste sono le prime 3 che abbiamo fatto tagliare ogni pezzo in 3, quindi le assaggiamo tutte. E poi ci sono altre 3 focacce imbottite invece. Quelle con le... È una bella ottima birra Moretti. Ma Vabbè. quella con la salsiccia l'hai presa? Certo, adesso arriva. Cine Rita, salute, salute. Oggi è andata bene, 27 euro, abbiamo mangiato sino a saziarci. Una birra, pizze buonissime e non abbiamo speso 100 euro come a Venezia. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be.
'cause I hope that I'm not showing her how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know. Rita, la chiudiamo con la statua di Vittorio Emanuele. Emanuele II. La chiudiamo qui l'escursione a Pisa? No. Adesso ci mangiamo un affogato al caffè. No, il tuo è una crema. Ah, il mio è una crema. L'affogato è di dado. Sicura? Sì, me la fai assaggiare. Certo, tieni. Dammelo a me. Tieni. Buono. Adesso si rientra, dobbiamo chiudere tutto e dirigerci a Livorno. Abbiamo una nave domani mattina alle 10, ma bisogna essere 2 ore prima, quindi dormiamo lì stanotte. E domani sera siamo in Sardegna. Ce l'abbiamo fatta, un paio di chilometri anche oggi, un paio alla sarda, una decina li avremmo fatti. Ci rilassiamo 10 minuti e ci spostiamo. È andata molto bene oggi. Ragazzi, lasciamo l'area sosta, abbiamo riscaricato la cassetta, riscaricato le grigie, 30 minuti e dovremmo essere al porto, a Livorno, per imbarcarci domani mattina. Svolta a sinistra e prendi via Carlo Boldoni. Rita, un altro viaggio è andato, siamo al porto, siamo a Livorno, domani siamo in Sardegna, ti puoi prendere un po' di sole finalmente e fare un po' di bagni. Al mare, il mare, non un lago, non il mare. Vabbè, il tuo mare. Il mio mare pulito, limpido, che meraviglia. Sì, ce la godremo un pochettino, poi ritroviamo i nonni e staremo bene, ci rilasseremo un po' per progettare il nuovo viaggio. Sì. Che ancora non si sa. Non sappiamo neanche noi. Sono le 7:30. Ci siamo parcheggiati e siamo pronti per imbarcarci domani mattina. Dobbiamo farci solo i panini. Domani portiamo panini, non riso, quindi viaggiamo tutto il giorno dalle 10 alle 6 di sera. Niente cabina, quindi un po' sbattuti, un po' in giro per la nave. Ma si risparmia tantissimo, mi sembra che abbiamo pagato 107 euro un biglietto, un camper e 3 persone. Ormai le cabine sono troppo. Sì, troppo. Viene viaggiare di giorno. Sì, diventava 400 e rotti con una cabina. Comunque Rita sta già preparando la cena, tra mezz'oretta mangiamo. Sì, siamo quasi pronti. Siamo parcheggiati proprio attaccati all'imbarco, siamo tutti qua, ci sono tutti i camper, ce n'è 10 a sinistra e altri 1, 2, 3, 4 a destra. Tutti in Sardegna vengono, sono tutti stranieri e fanno bene a venire in Sardegna perché si sta da Dio ancora a fine estate. Buon fine viaggio. Buon fine viaggio a tutti. A te.
Buon fine di questo viaggio. Sì, Non proprio viaggio definitivo. certo. Vabbè, buona cena. Torneremo con tanti altri viaggi, chiaramente. Buona cena a tutti. Buona cena a tutti. Mua.